Ehi tu, fai spazio! Arrivano i portoghesi esclusi! Guarda, arrivano saltellando! I difensori della ricreazione sono un gruppo di bambini che studiano in quinta elementare. Hanno fatto una scelta: sacrificare i loro 20 minuti di ricreazione per andare in soccorso agli alunni deboli, vittime del bullismo. Bulli e mezze calzette, tremate! Stanno arrivando i difensori della ricreazione. Scuole elementari di Villanova Tulo. L'ora della ricreazione. Decine di bambini pronti a giocare e divertirsi. Tutto sembra perfetto, ma non sanno che ad attenderli ci sono i bulli. La Befana mi ha portato il ciupa ciupa. Dai qui. Uffa, è il mio dolcetto, ridammelo o chiamo la maestra. È inutile chiamare la maestra. All'ora di ricreazione se la fa col bidello. Ma allora è proprio vero quello che scrivono sui giornali. Comunque ridammi il mio dolcetto. Povero illuso, questo ora è mio. Se vuoi ti restituisco la stecchetta. Ma io ho bisogno di zuccheri. Aiuto! Difensori della ricreazione! Intanto, nel cortile della scuola, non ci crederai, ma ho trovato un costume da Babbo Natale in soffitta. E allora? Inizio a pensare che Babbo Natale non esista. Impossibile. Sì. Quindi anche le renne non esistono? No, le renne esistono, sono animali. Ah, già. Ma questa è una richiesta d'aiuto. Arriva dalla prima D. Andiamo. Questo sa di mirtillo. Cosa succede, Gianchiappa? Quel bullista mi ha rubato il ciupa ciupa conferitomi dalla Befana. Non preoccuparti, noi siamo qui per difendere i bimbi come te. Ehi tu, faccia tosta! E voi chi siete? Siamo i difensori della ricreazione. E siamo qui per fare giustizia. Dacci il ciupa ciupa, dannato bullista! Giammai! Maledetti, 2 contro 1. Stavolta l'avete spuntata, ma la prossima... Ecco il tuo ciupa ciupa, Gianchiappa. Grazie, tienilo pure, te lo regalo. No, non posso. Ho una carie. E poi tra l'altro è già ciucciato. I bambini a scuola giocano felici grazie ai difensori della ricreazione. I bulli non hanno scampo. Radio Topping Sarcidano. Collegati al sito www.portoghesesclusi.net.